belli e preziosi che vogliamo farveli godere proprio in silenzio. La chiesa alle sue spalle, alle spalle di Sant'Agata, ha lasciato i momenti belli dell'Eucaristia, della liturgia, della preghiera, delle invocazioni, delle intercessioni e adesso si presenta al suo popolo, ai suoi cittadini. È come se attendesse proprio di tornare tra le vie di Catania per benedirle, per accogliere tutte le invocazioni di preghiera, tutti i desideri più belli, più buoni che ci sono nell'animo umano. Quante preghiere, quanti desideri e quanto bisogno ha Catania, come tutte le città metropolitane, di grazia. I fuochi d'artificio e le campane che suonano a festa, è un popolo che saluta la sua Agata con il fazzoletto in mano, la saluta e la accoglie. Ricordiamo che adesso, poco prima che la processione abbia inizio, ci sarà il discorso del parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, che consegna le reliquie di Sant'Agata ai cittadini, ai devoti. È anche questo un passaggio molto simbolico e significativo. La Chiesa dona alla città, ai cittadini, quanto di più prezioso possa avere, le reliquie di una santa. E tutto questo avviene dopo l'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia, che è il momento più alto di una liturgia e di una messa. Ricordiamo che l'Eucaristia è il corpo di Cristo. E la stessa Sant'Agata si nutriva del corpo di Cristo, quindi pensiamo al valore altissimo che ha l'Eucaristia per un cristiano, per un cattolico. Vediamo anche un Barbaro Scionti sorridente. Vediamo anche delle persone con dei mazzi di fiori, fiori bianchi che verranno donati a Sant'Agata. Vediamo che con difficoltà anche la chiesa si svuota, perché la piazza è talmente fitta di persone che non è facile nemmeno abbandonare in questo momento la cattedrale. Maria Laurite, adesso il busto reliquiario viene fissato sulla bara.
Allora, Sant'Agata con la varetta che l'ha trasportata sull'altare è arrivata fino a qui, adesso stanno slegando i lacci appunto che la mantengono fissa e la stanno girando, l'hanno appena girata fronte Porta Uzeda e scivolerà sui binari portandosi a contatto con lo scrigno. Là cominceranno nuovamente le procedure appunto per fissare il busto reliquiario e non scivolare, e quindi tenerlo ben saldo, anche perché sappiamo che il trasporto, stiamo trasportando, e lo ripetiamo e lo ripeteremo sempre, un busto reliquiario contenente le reliquie di una santa patrona che ancora ci sono, le abbiamo viste e le rivedremo in un momento che sarà uno dei momenti più alti, io dico, della festa di Sant'Agata, ma per l'8ª saranno visibili. In gennaio hanno girato le periferie della città, tutti i nostri ospedali, le carceri, e oggi invece si trovano qui tutte riunite proprio per cominciare il giro esterno, che è uno dei momenti e dei giorni secondo me più belli della festa. Adesso appunto stanno, come ho detto prima, fissando il busto reliquiario alla vara. E intanto la regia ci mostra queste immagini bellissime dall'alto. Guardate questa immagine, è bellissima, ci sono tantissimi devoti, un fiume di persone, moltissimi col sacco bianco, ed io adesso vorrei ricordare come ha iniziato l'Arcivescovo l'omelia e la messa dell'Aurora. Ha ricordato le parole del venerabile Tonino Bello che invocava la Madonna all'Aurora, con parole che potrebbero adattarsi a chiedere l'intercessione della nostra martire Agata. Donaci di intuire, pur tra le foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie, di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono, e infondici la sicurezza di chi già vede l'orizzonte e l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Bellissima, bellissima questa preghiera di Tonino Bello alla Madonna che l'Arcivescovo ha declinato su Sant'Agata, la messa dell'Aurora. È una preghiera che è una poesia, e noi la facciamo nostra e la regaliamo a tutti.